A 4 mesi dalla mareggiata, Sestri Levante lancia un appello alla Regione per avere più fondi da investire nella risistemazione. Gli interventi eseguiti, spiega il sindaco, hanno già superato il budget messo in campo. Catechismo con il Vescovo, mattinata speciale per i bambini e ragazzi della Val Graveglia che hanno potuto rivolgere le proprie domande al pastore della diocesi. Si è spenta dopo breve malattia Suor Rita Monteverdi, per anni caposala della neurologia di Lavagna. Lunedì funerali a Chiavari nella cappella del Conservatorio delle Gianelline a Mare. Musica come strumento di integrazione e diffusione della lingua dei segni è l'esperienza del coro Mani Bianche Chiavari Liguria, che vuole sensibilizzare gli udenti al mondo della sordità. Filippo Daverio a Chiavari per una conferenza su Genova la Superba tradotta nella lingua dei segni. L'obiettivo è creare un ponte culturale che colleghi il mondo dei sordi e udenti. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio oggi. Apriamo parlando di Sestri Levante. Siamo a 4 mesi dalla violenta mareggiata che ha colpito il nostro litorale. Oggi ci concentriamo appunto su Sestri e nel bilancio recentemente approvato dal Comune sono state stanziate nuove risorse per la sistemazione dei danni causati dalla mareggiata di fine ottobre. In particolare 256.000 euro per i lavori a Renà, 200.000 per la diga di Portobello. Il sindaco tuttavia lancia un appello alla Regione, servono maggiori risorse. Sentiamo. Che lavori state facendo sulla diga del porto? Un consolidamento, quindi un posizionamento di massi, un posizionamento cospicuo di massi che va a consolidare le aperture che negli anni, le mareggiate che si sono susseguite hanno creato nella diga. Era già previsto pre-mareggiata e risponde ad un finanziamento dedicato alla pesca professionistica, proprio a tutela dei pescherecci lì presenti, ma approfittiamo dello spostamento di massi per ottimizzare le operazioni e appena terminati i lavori attualmente in essere sulla diga del porto passare subito, presumibilmente mare permettendo, da lunedì 11 marzo a questo primo rafforzo della diga di Portobello che appunto non sarà risolutivo ma sicuramente migliorerà la situazione in essere. Il grosso per voi resta Renà, ovviamente, dove molti interventi sono stati fatti ma non basta. Stiamo già oltre le risorse che avevamo messo in campo, abbiamo in questo momento riprofilato la linea di costa perché il mare lì aveva scavato sotto, quindi rendendo insicura anche la strada carrabile, oltre che le abitazioni, le strutture, l'hotel, eccetera. Ma adesso servono risorse per posizionare i massi degradanti, insomma per riaccompagnare tutto il profilo della costa in modo che quella spiaggia sia praticabile da chi vuole fare un bagno, da chi vuole frequentarla, ma anche le attività turistiche della zona possano riprendere in serenità dall'inizio della stagione l'attività. Per una prima sistemazione si richiedono circa 800.000 euro di impiego. Ad oggi sono arrivati 100.000 euro rispetto ai diversi milioni richiesti alla Regione. Veramente ci auguriamo che questa somma aumenti perché altrimenti diventa molto difficile con le risorse di un comune come quello di Sestri Levante rispondere ai danni del mare e quindi mettere in sicurezza le 2 aree che ho citato. Oggi e domani sarà l'ultimo fine settimana in cui poter percorrere la passerella pedonale lungo la provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Nei prossimi giorni, infatti, in queste ore si sta definendo il giorno preciso e gli orari, inizieranno i lavori per il suo smantellamento. L'impresa potrà così completare la carreggiata lato monte. Su questo tema torneremo in maniera più approfondita lunedì nell'ambito della trasmissione direttamente in onda alle 21:10. Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in Val Fontanabuona. Intorno alle 23:30 una vettura, mentre percorreva la statale in zona Pian dei Ratti e Orero, ha perso il controllo finendo la propria corsa sul tetto. Il conducente è stato estratto prima dell'arrivo dei vigili del fuoco ed è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Cicagna. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, la strada è stata chiusa per circa un'ora. Stiamo vedendo alcune foto. E ora la pagina diocesana. Dopo i festeggiamenti per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, il Vescovo questa mattina ha ripreso il suo cammino di visita pastorale, lo ha fatto insieme ai bambini e ragazzi che frequentano il catechismo per quanto riguarda le parrocchie di Ne. Vediamo. Una mattinata importante ed emozionante per i ragazzi della Valle.
Sì, i ragazzi si trovano ogni sabato per vivere l'esperienza del catechismo e mi pare che l'incontro con il Vescovo, soprattutto un incontro così proprio vero, diretto, sia utile per loro certamente, perché intuiscono che il Vescovo è pastore ed è padre, no? E quindi anche questa idea di un Vescovo che va in mezzo a loro, che li ascolta, che dialoga, ha risposto alle loro domande, hanno pregato insieme, ci fa, mi pare, capire che il catechismo è il segno che la fede poi è un rapporto vivo con Gesù ed è un rapporto che si declina nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita. Per i ragazzi questo è un momento forte che segue anche la Cresima. Loro, come pensi, lo aspettino questo momento? Ma io spero che lo attendano anche con un po' di trepidazione, forse anche un po' come un inizio della conferma del dono che hanno ricevuto domenica scorsa, no? Penso che sia molto importante che abbiano la possibilità di incontrare il Vescovo in un'occasione, diciamo, ufficiale e in una un po' più quotidiana, no? Proprio perché così possano imparare a vivere il dono che hanno ricevuto nella loro vita. Il tuo gruppo sono i discepoli che credono. Come hanno vissuto questo momento di incontro con il Vescovo? Credo proprio bene, perché lo aspettavano col cuore, dicevano meno male che il Vescovo viene anche da noi che veniamo a catechismo. I tuoi bambini sono i figli perdonati, quindi quasi più piccoli. Come è stato pensato questo momento? È stato un momento emozionante, è già stato pensato il sabato precedente, che hanno preparato delle domande e hanno fatto delle belle domande e sono stati in gamba. Questi bimbi danno delle soddisfazioni, noi cerchiamo di mettere un semino, ma loro a noi danno tanto. Per quanto riguarda il programma della visita pastorale, domani mattina alle 10:30 il Vescovo incontrerà i genitori e le famiglie della zona di San Salvatore, alle 11:15 la Santa Messa nella Basilica dei Fieschi. Lunedì alle 20:45 l'incontro con il Consiglio d'ambito San Salvatore Graveglia al villaggio del ragazzo. Un lutto ha colpito la famiglia delle suore Gianelline e l'intera diocesi. Si è spenta nel pomeriggio di ieri al Conservatorio Mare di Chiavari Suor Rita Monteverdi, religiosa molto conosciuta in tutto il territorio, soprattutto per la sua attività di caposala nel reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna. La vediamo in alcune immagini di repertorio. Suor Rita, che sino a domenica si era prodigata nell'aiuto degli ammalati custoditi nell'RSA dell'istituto, è mancata dopo una breve malattia. Aveva 81 anni, più della metà dei quali dedicati alle persone sofferenti. La cura del malato era stata la sua missione sin da quando novizia aveva iniziato gli studi alla scuola infermieri. Dopo la professione solenne si era diplomata e aveva iniziato il suo ministero negli ospedali. Dapprima a Sanremo, dove era stata caposala del reparto di otorinolaringoiatria per circa 6 anni, poi nel reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna, dove si era presa cura degli ammalati e dei loro familiari per 35 anni sino al 2008. Ma anche negli anni successivi non aveva mai smesso di dare il suo contributo alla cura dei pazienti, collaborando col personale dell'RSA delle Gianelline. Nella sua missione Suor Rita aveva sempre visto nell'ammalato il volto di Cristo sofferente e si era prodigata nelle cure con grande umanità. Anche per questo nel 1990 era stata premiata dal Comitato Assistenza Malati Tigullio con l'Esculapio d'Oro alla sua prima edizione. In suffragio questa sera e domani alle 18 sarà recitato il Santo Rosario nel Conservatorio Mare delle Suore Gianelline a Chiavari. Qui lunedì alle 10 saranno celebrati i funerali. La cara salma sarà poi trasferita a Romezzano, in provincia di Parma, paese natio di Suor Rita. Alle Suore Gianelline e a tutti i familiari va ricordo nella preghiera da parte di tutta Telepace. Ora parliamo di due iniziative culturali che hanno a cuore l'integrazione tra due mondi, quello dei sordi e quello degli udenti. La musica come strumento di integrazione e diffusione della lingua italiana dei segni è l'esperienza del coro Mani Bianche Chiavari Liguria. Ragazzini tra i 6 e i 18 anni traducono le canzoni e la musica nella LIS, non solo a beneficio delle persone sorde, ma soprattutto per sensibilizzare gli udenti al mondo della sordità. Il coro canta con le mani e manda un messaggio di accessibilità e libertà di espressione. Vediamo.
È una danza di mani, una melodia di gesti, disegnano movimenti nell'aria, delicati e armoniosi. L'esperienza internazionale del coro Mani Bianche è stata portata anche a Chiavari e in Liguria da Antonella Titta Arpe. Il coro traduce la musica nella lingua dei segni, è un messaggio di integrazione, accessibilità e libertà di espressione. Le canzoni vengono trasformate in coreografia e musica per gli occhi. L'obiettivo è sensibilizzare gli udenti al mondo della sordità, permettendo a tutti, bimbi, ragazzi, amici sordi e udenti, di condividere le proprie emozioni, imparando, perché no, anche la lingua dei segni. È un coro speciale poi perché unisce bimbi con diverse disabilità, come la sordità, la sindrome di Down e forme di autismo, comunque tutti veramente integrati, tant'è vero che quando sono sul palco tutti così ben compattati muovono le mani a forma di danza, diciamo, non solo comunicano ed esprimono un messaggio importante, ma davvero sono tutti uguali, nessuno si accorge assolutamente di chi sente e di chi non sente, e questo è il vero messaggio che vogliamo lanciare. Il coro è composto da 40 elementi tra i 6 e i 18 anni. Mi ha insegnato una nuova lingua che mi servirà in futuro se incontrerò persone sorde, mi aiuterà a comunicare con loro. Nei giorni scorsi a Rapallo il coro è stato ripreso da Mr. Lui, comico, regista e già presentatore dello Zecchino d'Oro, che realizzerà un videoclip della canzone Si dice così, scritta da Fabrizio Pagliettini e cantata da Jacopo Cioni. Il brano parla di una ragazzina sorda che a scuola viene prima guardata con diffidenza, poi apprezzata per il suo essere speciale. Oggi mi sono sentito più bene delle altre volte, perché è sempre un'emozione, ma oggi proprio fuori dai limiti. E il coro Mani Bianche sarà protagonista domani in occasione dello spettacolo L'incantesimo della Rosa, portato in scena dalla compagnia teatrale Sulle ali della fantasia con Aliat Danza. L'appuntamento alle 15:30 al Teatro Sociale di Camogli. Lo spettacolo sarà fruibile dalle persone sorde grazie a 2 interpreti che, interagendo con gli attori, tradurranno l'intero spettacolo in lingua dei segni. L'ingresso è offerta libera, il ricavato sarà devoluto all'Associazione Sordi del Tigullio e a Prada Ruilli, un sodalizio che si occupa di malattie rare. L'Istituto Sarotto di Chiavari invece promuove per questa sera alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari un incontro con Philippe Daverio, storico d'arte e docente saggista, che parlerà su Genova la Superba in un viaggio speciale nel secolo d'oro. L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto che l'ente porta avanti da anni e che permette alle persone sorde di fruire di un evento culturale di rilievo, contribuendo ad eliminare le barriere comunicative ancora oggi esistenti. L'integrazione del mondo dei sordi con quello degli udenti è uno dei fini primari dell'Istituto Assarotti per sordomuti di Chiavari. Gli strumenti sono molteplici e mirano soprattutto ad abbattere la barriera dell'isolamento, anche attraverso eventi di carattere culturale. Da alcuni anni l'Istituto promuove con cadenza mensile i venerdì culturali. Vengono contattati per esempio la Galleria Rizzi, piuttosto che le miniere di Gamba Tesa, il Museo dell'Accademia d'Arte di Lustica di Genova. Viene sentita la disponibilità dei sordi che sono interessati a un evento di questo genere, l'Istituto prende contatto con queste strutture e mette a disposizione, assumendosene l'onere, l'interprete in lingua dei segni. Questo è un progetto culturale che portiamo avanti da tempo. In questo percorso si inserisce annualmente un evento di particolare rilievo che si apre all'intera cittadinanza nell'intento di far conoscere le attività dell'ente. Quest'anno abbiamo pensato a una conferenza del professor Daverio che per la prima volta sarà tradotta in lingua dei segni, quindi sarà fruibile dalle persone sorde. E questo permetterà appunto alle persone sorde di godere di un evento di valenza assoluta, condividendolo con le persone udenti. Per i sordi l'evento è totalmente gratuito e avranno dei posti riservati in sala proprio per poter vedere nella maniera più ottimale la presentazione in diapositive e nel contempo l'interprete in lingua dei segni. E per le persone udenti l'ingresso è con un'offerta libera.
Il viaggio speciale di Philippe Daverio nel secolo d'oro dei genovesi mostrerà a Genova la superba in tutte le sue sfaccettature, da quelle strettamente economiche a quelle storico e artistiche. Gli eventi promossi dall'Istituto Assarotti proseguiranno anche nei mesi prossimi. Gli eventi, i cosiddetti eventi venerdì culturali, che già sono organizzati da 2 anni, continueranno assolutamente. Ne abbiamo già fatti quest'anno e ne abbiamo in programma per i prossimi mesi. Come pure continueranno gli eventi della portata di questo attuale del professor Daverio, quelli un paio all'anno sicuramente. Poi abbiamo tanti altri progetti che non sono eventi, che portiamo avanti sempre per supporto al mondo delle persone sorde. E ora un approfondimento sulla nostra pagina internazionale, andiamo a vedere su Radio Vaticana. Questa mattina oggi infatti è stato inaugurato l'ospedale pediatrico a Bangui, Repubblica Centroafricana, e Papa Francesco ha rivolto un videomessaggio in cui esprime la propria gioia per l'inaugurazione di questa nuova sede che è stata realizzata grazie al sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Stiamo vedendo appunto la pagina di Radio Vaticana. Non vi dimenticherò, con queste parole pronunciate da Papa Francesco dopo la visita nel 2015 al complesso pediatrico di Bambì, si è rinnovato oggi nel giorno della festosa occasione dell'inaugurazione della nuova struttura sanitaria pediatrica ristrutturata ed ampliata. Il Papa non dimentica i bambini della Repubblica Centroafricana, rivela nel videomessaggio, ma non dimentica neanche le parole che sono state a lui rivolte in occasione della sua visita, in particolare quella di coloro che si prendono cura di questi bambini che per la maggior parte muoiono a causa di malaria forte o malnutriti. Questo, sottolinea il Papa nel suo videomessaggio, non deve più accadere. E sulla situazione della Repubblica Centroafricana si terrà un incontro organizzato dalla Società Missioni Africane e dalla Comunità di Sant'Egidio lunedì 11 marzo alle 17:45 nella Sala Frate Sole di Piazza Bandiera a Genova, a fianco alla Basilica dell'Annunziata. Interverrà il presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica. L'obiettivo è far conoscere la situazione che attraversa il paese e gli sforzi che vengono fatti per riportare la pace. Interverranno padre Davide Sollami del Carmelitani Scalzi, Moira Gerace dell'associazione Tenetiala e Gabriella Bortolotto della Comunità di Sant'Egidio. Seguirà la preghiera nella Basilica alle 19:30. Ora vediamo le pagine dei quotidiani, poi ci rivediamo con tutte le altre notizie e lo sport. Prima pagina di Avvenire, ecco la realtà. L'Istat fotografa la situazione dei conti, reddito di cittadinanza, le domande anche ai CAF. Il PIL rallenta e il rapporto con il debito va al record storico, dati più confortanti dal benessere equo e sostenibile e dall'economia circolare. La fotonotizia in primo piano ci porta in Albania, dopo gli incidenti il richiamo di Bruxelles, il sogno Unione Europea raffredda la protesta. All'interno del quotidiano Cattolico, accoglienza scure sui centri, a rischio 50.000 posti. La preoccupazione e l'amarezza degli operatori impegnati nell'integrazione. La CGIL ha diffuso i numeri dei futuri disoccupati. Si tratta soprattutto di giovani, a maggioranza femminile. All'interno ancora, dalle fosse comuni irachene e siriane spunta il genocidio del popolo yazida. Con la fine del califfato tornano a casa i prigionieri, i bimbi indottrinati come kamikaze e le donne violentate. Le sepolture rivelano teste mozzate e corpi torturati. La prima pagina del secolo XIX, il Levante, nuove tecnologie, talenti e prospettive. All'Annunziata di Sesti Levante si formano i manager di domani. Concluso il primo anno di corsi della Sedapta Academy. All'interno del giornale, la politica, lavagna verso le elezioni, si presenta Guido Stefani di Officina Lavagnese, vogliamo una città vicina alla gente. Adesso lo zoom del secolo XIX sulla maturità, la riforma in corso d'anno bocciata da quasi 7 liguri su 10, ma per un terzo degli studenti in realtà non cambierà nulla. Sulla graticola il sistema scolastico considerato inadeguato per il 58%. Ora i lavori nel Tigullio occidentali, il viaggio del secolo XIX nelle città alle prese con la ricostruzione a 4 mesi dalla mareggiata. La puntata di oggi è a Santa Margherita Ligure. Spiagge e stabilimenti è tutto un cantiere, dopo il disastro c'è tanta voglia di rialzarsi. E grazie ai volontari sono stati ripristinati tutti i sentieri nel parco di Portofino, questo grazie all'opera delle associazioni.
Parliamo ora di un'iniziativa dell'Ascom di Chiavari che trovate anche pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. Stanno infatti per partire 2 nuovi corsi, il primo di 4 ore è di aggiornamento per primo soccorso, il secondo approfondisce invece il tema della sicurezza sul lavoro. I corsi si terranno nei mesi di marzo e aprile, per iscriversi c'è tempo sino al 15 di marzo, gli interessati devono rivolgersi all'ufficio di Corso Garibaldi 32 interno 1 a Chiavari, telefonare allo 0185 309558 o inviare un'email all'indirizzo chiavari@ascom.ge.it. Gli altri aggiornamenti dalla redazione per noi oggi, Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Andiamo in Valle Fontana Buona dove questa mattina si è svolta la cerimonia di commemorazione dell'eccidio avvenuto 74 anni fa a Calvari. Il 2 marzo 1945 vennero fucilati 8 partigiani della Brigata Berto, un combattente della Brigata Coduri e un prigioniero politico. Dopo la deposizione delle corone è stata celebrata la messa nella Cappelletta delle Paie, cui sono seguiti i discorsi delle autorità. Avete visto anche l'immagine. A te la linea Cristina. La pagina sportiva, calcio Lega Pro, ultime ore per la rifinitura della squadra di mister Boscaglia in vista dell'impegno di questa sera alle 20:30 sul campo del Pisa per la 29esima giornata del campionato. La Virtus Entella proprio in settimana ha rinforzato il centrocampo con l'acquisto di Francesco Urso, classe 1994, che ha già effettuato alcune sedute di allenamento insieme alla prima squadra. Dopo la bella vittoria sul Piacenza, l'Entella torna al lavoro per preparare la difficile trasferta sabato sera alle 20:30 all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Il gruppo si allena sotto il sole di Chiavari, si rivede in gruppo anche Matteo Mancosu che tornerà a disposizione del mister e anche il nuovo acquisto Urso, arrivato un centrocampista classe 1994. È stato operato invece Christian Adorjan, a cui naturalmente tutti noi mandiamo un grande abbraccio. Per quanto riguarda i biglietti per la trasferta contro il Pisa, tutte le informazioni sulle nostre pagine social e sul sito internet www.entella.it. Francesco Urso, nuovo acquisto dell'Entella. Francesco, un primo mini bilancio delle tue prime giornate chiavaresi. No, sicuramente sono molto contento di essere arrivato in una grande società, in una grande squadra, una squadra che sta facendo molto bene e quindi cercherò di inserirmi piano piano, di cominciare a conoscere i compagni e di cercare di dare una mano il prima possibile. Parlavi dei compagni, ti chiedo quanto è difficile cominciare una stagione in una nuova squadra praticamente a marzo, in questo se ti stanno aiutando. No, assolutamente, ho trovato dei ragazzi molto disponibili e molti di loro comunque li conoscevo perché avendoci giocato con qualcuno insieme, con qualcuno contro, è stato sicuramente più facile, però so che ci vorrà del tempo, qualche settimana per rimettermi a posto fisicamente, ma sono sicuro che potrò dare una mano. Che mesi sono stati questi per te e quanta voglia hai di dimostrare sul campo il tuo valore? Sono stati dei mesi abbastanza difficili, devo dire la verità, però sono molto carico, molta voglia di mettermi di nuovo in pista, di dare una mano a questa squadra, a raggiungere quello che sarebbe un grande obiettivo per tutti. Ti chiedo appunto se hai seguito la squadra in questi mesi, come reputi il ruolo dell'Entella in questo campionato? Assolutamente sì, mi sono sempre interessato un po' a tutta la Serie C e la Serie B, ho guardato spesso anche le partite dell'Entella e ho visto una squadra che sta bene, che gioca molto bene, un grande allenatore, un grande staff e devo dire che l'Entella in questo campionato può fare molto bene, insieme alla Pro Vercelli ci sono molte squadre, anche come il Piacenza stesso che è stato battuto questa settimana, sicuramente ce la giocheremo fino alla fine. Con lo sport concludiamo questa edizione di Tigullio oggi, l'informazione ritorna questa sera 19:15, 20:30, 22:45, vi ricordo che prosegue tuttavia con gli aggiornamenti sul canale 187 e sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.